Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti anche per oggi nella nostra rubrica Mille cose. Questo è il sommario di oggi, di quello che parleremo oggi. Fare e disfare. Le americane ad uncinetto, le foglie segnaposto, la paura del buio e la preziosa camomilla. Poi parleremo anche di una telefonata che ho ricevuto da un'ascoltatrice. Lui non fu mai bambino per colpa di un destino che non gli disse mai la verità. Viveva in mezzo ai grandi e per tirare avanti la notte lavorava giù in città. Non so perché. Oggi ascolteremo la nostra rubrica in compagnia di Peppino Di Capri dall'LP Teneramente. Cercava nelle carte un po' di buona sorte che la vita non gli aveva dato mai. Ricordo quella sera che a vincere fu lui, gli dissi sei il più bravo tra di noi. Guardandomi negli occhi rispose che ne sai, io nella vita non ho vinto mai. Fare e disfare. Se volete riutilizzare con vantaggio la lana di un vecchio golfino, disfatelo accuratamente, scucendo tutte le cuciture senza tagliare la maglia. Avvolgete poi la lana ricavata in matasse non troppo grosse, circa 90 grammi ciascuna, e legatele con un filo di differente colore almeno in 3 punti. Lavate le matasse in acqua saponata tiepida, scuotendo leggermente per non mescolare troppo tutti quei fili. Sciacquate abbondantemente, poi appendete le matasse senza strizzarle. Il peso dell'acqua che sgocciola aiuterà a stirare i ricciolini della lana usata. Prendete poi le matasse ancora un po' umide e fatele asciugare su un piano ricoperto da un asciugamano di spugna ben asciutto, in luogo ben areato. La lana si gonfierà e riprenderà la sua elasticità. Se la lana disfatta è poca, potrete sciogliere i ricciolini facendo una piccola matassa e tenendola sospesa per un quarto d'ora circa sopra una pentola d'acqua in ebollizione. Fate poi asciugare la matassina appendendola in luogo arieggiato, lontano da fonti di calore, caloriferi e sole. E adesso la lana è pronta per essere di nuovo rifatta con i ferri e sembrerà nuova. Più bravo tra di noi, guardandomi negli occhi rispose che ne sai, io nella vita non ho vinto mai. Lui non aveva amanti, ma forse aveva un Dio, magari ci credeva a modo suo. Mischiava i sentimenti al tavolo dei sogni e in cerca di fortuna ci lasciò. Non so perché, non so con chi, ricominciò a giocare, da quella sera non tornò più qui. Rischiava per mestiere, divenne il giocatore e tutti ora lo chiamano così. E il giorno che una donna gli disse andiamo via, rispose con la solita ironia: mi vedi sempre vincere, ma forse tu non sai che al gioco della vita io fino ad oggi non ho vinto mai.
Le americane all'uncinetto. Lavorare all'uncinetto mi piace e mi rilassa. Così, nei ritagli di tempo, la sera davanti alla televisione o al pomeriggio, mentre aiuto i bambini a fare i compiti, con lana e crochet mi metto all'opera. Il mio ultimo lavoro è un servizietto all'americana, davvero niente male. Per ogni tovaglietta occorrono 200 grammi di cotone da usare doppio. Con l'uncinetto numero 3,5 si avvia una catenella di 24 maglie. Le ultime 2 maglie servono per voltare. Quindi si lavorano 22 maglie basse su un lato della catenella. Si volta con altre 2 maglie volanti e si lavorano altre 22 maglie basse sull'altro lato della catenella. Con un filo di colore contrastante si segnano la maglia iniziale e quella finale di questa catenella. Si prosegue in tondo, lavorando 3 maglie in una maglia ai lati delle maglie segnata e facendo in modo che ad ogni giro questi aumenti si sovrappongono. Al 35° giro la tovaglietta è finita. Per ogni tovagliolo ho preparato un quadrato di cotone di centimetri 40 x 40 e l'ho rifinito con un bordino all'uncinetto, con 3 giri di maglia bassa e un giro di pippiolini, realizzato con lo stesso cotone della tovaglietta. Signora, con l'esperienza dell'amore che ha sentito la mia storia e può dirmi se qualcosa non va. Ma come mai le sorride, non fa dell'ironia? È colpa mia, parlo troppo di me. Ma sbagliando si impara, e se vuol salire, salga pure. Guardi che auto, signora, 215 all'ora. Le foglie segnaposto. Se avete in programma una cena importante e ci tenete a fare una certa figura, vi propongo dei segnaposto insoliti e di grande effetto. Potrete prepararli da sola, in pochissimo tempo. Vi occorreranno tante foglie piuttosto grandi quanti sono gli invitati, una vernice spray dorata, un foglio di Bristol, un tubetto di colla e dell'inchiostro dorato. Incollate sul rovescio di ogni foglia un pezzetto di Bristol leggermente più grande della foglia stessa. Lasciate asciugare poi con un paio di forbicine ben affilate e ritagliate la carta debordante, seguendo più fedelmente possibile la forma della foglia. Verniciate a spruzzo la foglia e sul cartoncino scrivete con l'inchiostro dorato il nome del commensale. C'è stato poco, non c'è stato niente, ma a volte è vero amore e amare inutilmente. La nostra storia è tutta da inventare, per questo amore mio lasciamo stare. È inutile oramai lasciarsi andare. Ci sono troppe cose da cambiare. Non essere impulsiva come sempre, lo sai cosa mi costa, se devo dirti basta. E non voltarti, non mi salutare. Ti prego, amore mio, lasciamo stare. La paura del buio.
Può capitare talvolta che un bambino che non ha mai avuto paura del buio incominci senza una causa apparente a fare capricci all'ora di andare a letto o a rifiutarsi di dormire da solo. Che fare? Preoccuparsi, sì, d'accordo, ma non più di tanto. Queste paure improvvise in genere non sono altro che un sintomo di crescita. Il bambino diventa grande e la sua fantasia si sviluppa. Vive accanto a supereroi, a magnifici robot, a cattivi interstellari. Quando spegne la luce, però, ritorna bambino e ha paura. In genere è solo un periodo di transizione più o meno lungo, un periodo da sopportare senza drammatizzare la situazione, con pazienza e con il sorriso sulle labbra. Sgridare il bambino o peggio ancora ridere delle sue paure peggiorerebbe la situazione. Meglio dunque farlo sentire amato, compreso, stargli accanto sino a che si è addormentato. Lasciare la porta della sua cameretta aperta, non spegnere la piccola lampadina sul suo comodino. La paura del buio, vedrete, passerà. Cambia il mondo come il vento, allora cambierò pure io. E la mia legge per andare avanti ancora, da domani ho deciso me la faccio io. Solo mica una chitarra per suonare, un'armonica, una moto per andare, dove il tempo non ha limiti né orari. Io mi fermo e cerco di ricominciare. No, 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 ma quanto costa questa libertà? Via da questa pazza strana società. Cambia il mondo come il vento, allora cambierò pure io. E la mia legge per andare avanti ancora, da domani ho deciso me la faccio io. Wow, 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 wow. Na, 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 na. La preziosa camomilla. Le virtù della camomilla sono molte. Le conoscete tutte? Penso di no. Io le ho scoperte poco alla volta e sono certa con il passare degli anni ne scoprirò ancora tante, tantissime. Anche tu te ne vai. La camomilla ha proprietà calmanti e saporifere, questo si sa. Quello che non si sa forse è che le stesse vengono aumentate aggiungendo ad ogni tazza di infuso un cucchiaino di miele. Forse no, capirò. Facendo bollire per 2 o 3 ore 30 grammi di fiori di camomilla in 100 grammi di olio di oliva e 10 grammi di canfora, si ottiene un linimento davvero efficace contro i dolori reumatici. Imbevendo un batuffolo di cotone con questo linimento caldo e mettendo poi il batuffolo nel padiglione dell'orecchio, si leniscono i dolori causati dall'otite. Fermi mai. 1 litro di vino bianco e 100 grammi di fiori di camomilla lasciati macerare per 20 giorni e poi filtrati danno un ottimo digestivo. Tu sei già grande ormai. Sciogliendo a bagnomaria 100 grammi di strutto e aggiungendovi 50 grammi di fiori di camomilla sbriciolati si ottiene una crema rudimentale, ma assai efficace e calmante contro i geloni. Se un giorno mi vorrai trovare, sono qui. E se poi no. Il decotto che si ottiene facendo bollire per un paio d'ore una manciata di fiori di camomilla in poca acqua, usato per l'ultimo risciacquo dopo lo shampoo, dà ai capelli biondi più luminosità. Lo stesso decotto serve come decongestionante per gli occhi arrossati e per le palpebre gonfie. Vai, tu da sola
Lasciando macerare per una ventina di giorni 50 grammi di fiori di camomilla in acqua distillata e filtrando poi il tutto, si ha un tonico particolarmente indicato per le pelli sensibili. Tu sei già grande ormai. Mescolando a bagnomaria 2 cucchiai di lanolina, 1 cucchiaio di olio di mandorle, 2 cucchiai di infuso di camomilla, si ottiene una crema nutriente e calmante specifica per pelli secche e fragili. Che ieri io avevo un'altra fra le braccia al posto tuo. Ci crederesti? Ne soffriresti? Una tragedia. Una piantina di camomilla messa nello stesso vaso dove cresce una rosa farà crescere quest'ultima più del normale e la preserverà da ogni malattia. Che tu diresti solo che peccato e niente più. E rideresti, sorvoleresti. Tu sei moderna in queste cose. Il decotto di camomilla serve anche come tintura naturale per la lana e seta. Si lasciano 200 grammi di fiori di camomilla a bagno in 1 litro d'acqua per una notte intera. Il giorno dopo si fa bollire per mezz'ora e poi si filtra. Si aggiunge al decotto tanta acqua quanta basta a coprire il materiale da tingere, si scalda, poi vi si immerge il filato o il tessuto e si lascia bollire per un paio d'ore, rimestando di tanto in tanto. Si spegne il fuoco e si lascia raffreddare. Solo a questo punto il filato o il tessuto, che avranno preso un bel punto di giallo, andranno tolti dal recipiente e stesi ad asciugare. La mia avventura è questa, insieme a te. Qualunque cosa, qualunque scusa, non mi separerà da te. Ma se sapessi che ieri tu stringevi un altro fra le braccia al posto mio, ti ucciderei, impazzirei e morirei insieme a te. Qualche puntata precedente vi ho parlato di una ricetta, i frutti dell'inverno sotto spirito, e come si fanno mandarini e limoni sotto spirito. Mi ha telefonato una gentile ascoltatrice che si chiama Rosanna per dirmi che lei ha provato la ricetta e che è soddisfatta, e mi ha dato anche una variante. Mi ha detto cioè che lei ha provato a fare questa ricetta anche con le arance e i pompelmi. E difatti dice che con i pompelmi viene una cosa buonissima e veramente saporita. Se ne va. Tu mi guardi dolcemente con quel viso tuo innocente. Non mi chiedi c'è qualcosa che non va. Ringrazio questa gentile ascoltatrice che ha seguito una mia ricetta e ricordo a tutte, chi volesse telefonarmi per propormi qualche ricetta o qualche altro consiglio di qualche altro tipo, io sono a disposizione. Dovrò convincermi che è tutta colpa mia e che l'amore non vuol dire gelosia, ma puoi decidere. Non tocca a me, tu mi puoi dare tutto o niente, sai
Anche per oggi abbiamo terminato. Vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Vi lascio in compagnia di Peppino Ricapri. Il tempo se ne va così, il carattere tuo è diverso dal mio, non dobbiamo frequentarci più. Forse è colpa del sistema che condiziona pure te. Certo che sei matta, forse un po' distratta dal trucco, dal profumo, dal mito del